Benvenute e benvenuti ad un altro appuntamento con il ciclo di talk Così diversi, così uguali. Il protagonista di oggi è il professor Davide Zoletto. Prima di presentarvelo però e di presentarvi il tema di cui ci parlerà, vi voglio ricordare che in procinto dell'8 marzo, visto che oggi siamo 5 marzo, abbiamo organizzato come CUG dell'Università di Udine un convegno che si svolgerà proprio in data 8 marzo nel pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e abbiamo voluto dare un titolo particolare a questo evento dell'8 marzo, Oltre il soffitto di cristallo l'abbiamo chiamato, storie e percorsi di donne ai vertici. Si tratta di un evento a cui parteciperà anche il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, e parteciperanno la professoressa Nicoli, componente del CUG e del CDA dell'Università di Udine, la professoressa Flavia Brunetto, che è la direttrice, la nuova direttrice del Conservatorio Statale di Musica Tomadini, la professoressa Linda Borean, ordinaria di Storia dell'Arte Moderna e componente del nucleo di valutazione dell'Ateneo, la professoressa Di Sciacca, ordinaria di Filologia Germanica e componente della Commissione Ricerca dell'Università, il professor Dimitri Girotto, associato di Costituzionale e componente della Commissione Ricerca dell'Università, e il dottor Roberto Nardi, che è stato vicepresidente di Unilever. Si parlerà quindi di donne ai vertici, del percorso difficile e faticoso, delle donne che ce l'hanno fatta. Qui vogliamo mettere in luce modelli di riferimento positivi per dare anche delle speranze, dei modelli proprio di riferimento alle nostre studentesse e ai nostri giovani. Detto questo, torniamo a noi, torniamo all'appuntamento di oggi e parleremo di differenza come relazione, discriminazioni e inclusione nei contesti educativi. Il collega Davide Zoletto si occupa di pedagogia, è associato di pedagogia generale e sociale e ha un curriculum molto interessante perché occupandosi di pedagogia mi sono proprio domandata, ma Davide ha anche fatto effettivamente attività didattica con i bambini o l'ha soltanto studiata e insegnata? E ho scoperto con piacere che ha avuto anche un'esperienza alle scuole elementari e questo credo che sia molto importante per una persona che poi si occupa proprio di pedagogia, cioè un tuffo nella realtà di una scuola elementare, avere a che fare proprio con i bambini piccoli, quelli che ti mettono veramente alla prova. E il professor Zoletto comunque ha un dottorato di ricerca in filosofia anche e un master in comunicazione della scienza. Partecipa e coordina gruppi di ricerca a livello internazionale e nazionale, sempre nell'ambito in generale della pedagogia e della educazione. E quindi Davide, dopo queste due parole molto sintetiche, io ti cedo la parola, chiedo a tutte e a tutti di chiudere le telecamere, così non venite nella registrazione finale, di chiudere i microfoni e poi dopo ci rivediamo per le domande. Prego. Bene, allora grazie molte alla professoressa Valeria Filì per questo invito, per l'iniziativa di un ciclo di webinar così interessanti e stimolanti, anche per la troppo lusinghiera presentazione. E grazie naturalmente a tutte e a tutti voi presenti oggi. Ecco, è sempre un'opportunità preziosa poter condividere con altri colleghe e colleghi e con persone che svolgono altre attività, ecco, dei pezzi di percorso, dei pezzi di ricerca e che a volte intrecciano anche dei pezzi appunto di vita un po', ecco, di situazioni anche quotidiane come capita quando parliamo di tematiche come quelle oggetto di questo ciclo di webinar. Allora, devo dire che è vero, ho insegnato con i bambini, con i bambini e con le bambine, ai bambini e alle bambine, non tanto tempo, perché poi ho svolto soprattutto il maestro con le persone adulte. Ci sono alcuni maestri, insegnanti, maestri e maestre che lavorano anche facendo l'insegnante proprio, elementare, si diceva oggi l'insegnante di primaria, ecco, nelle scuole cosiddette serali per adulti. Devo dire che
dove ho avuto la fortuna di poter insegnare e imparare da tante donne e tanti uomini corsisti di questi corsi serali che costituiscono un banco di prove interessante davvero come quello dei bambini e delle bambine. Ecco, l'esperienza di insegnante nelle scuole elementari, seppur breve, soprattutto mettendo insieme questo anche un po' spaesante passaggio dal lavoro di maestro con i bambini e le bambine al lavoro di maestro con uomini e donne adulti, è senz'altro stata una delle situazioni in cui ho imparato di più. Non so, insegnato non so, ma imparato tanto ed è una delle cose sicuramente. Ringrazio molto Rosa Filippo per avermi ricordato questa esperienza interessante che si collega un po' alle cose che vorrei dire oggi. La differenza come relazione è il titolo che ho proposto alla collega quando così è arrivato il messaggio, l'idea di un simile intervento. È un titolo forse un po' apparentemente un po' astratto, ma che a me sembra possa aiutarci a vedere una cosa molto concreta, ovvero che ciò che, diciamo così, caratterizza il percorso di ciascuna e ciascuno di noi non è qualcosa di a sé stante. Noi, ciò che ci caratterizza come persone, le differenze che ci caratterizzano come persone non sono qualcosa che riguarda solamente noi, ma sono qualcosa che nasce sempre e torna sempre nella relazione. Io tante volte per introdurre questo tema faccio un piccolo esempio che faceva sempre un autore a me molto caro, Gregory Bateson, che diceva: guardatevi la mano, provate a osservare la mano, noi siamo abituati a vederla come fatta di 5 dita, e sicuramente è fatta di 5 dita, ma attenzione, è fatta non solo da 5 dita, ma da tutte le relazioni fra le dita. E ciò che rende la mano uno strumento così straordinario non è solamente in sé l'essere fatto da 5 elementi, ma il fatto che questi 5 elementi possono fare così tante cose fra loro, come ben si comprende pensando alle prese. Ecco, questa è una cosa per esempio che a chi ha lavorato con i bambini e le bambine balza subito agli occhi, pensando proprio a come i bambini e le bambine impugnano penne, pennarelli, pastelli, colori. Ecco, la mano fatta non solo come fatta da 5 dita, ma tutto quello che le 5 dita possono fare fra loro e con tutto il resto. Questa metafora che Bateson utilizzava per spiegare quello che con un termine diciamo più tecnico potremmo dire un approccio sistemico, relazionale ai contesti in cui viviamo, l'ho sempre trovata tanto efficace, perché ci ricorda che per esempio una classe non è fatta da 18, 19, 24 bambini e bambine, è fatta da tutte le relazioni che ci sono fra quei bambini e quelle bambine e da tutte le relazioni che ci sono fra quei bambini e quelle bambine e gli insegnanti e le insegnanti che lavorano con loro e con tutte le altre figure, tutto ciò che caratterizza un contesto intorno a quella classe, a quella sezione di scuola dell'infanzia, a quella classe di una scuola serale. Ecco, questo approccio relazionale è interessante perché ci ricorda in modo continuo che la differenza appunto è una relazione. Noi siamo diversi rispetto ad altri e ad altre ed è proprio in questa relazione che emerge ciò che ci caratterizza. Questo è un po' il punto di partenza da cui vorrei muovere in questo momento di incontro che facciamo questa mattina, anche proprio perché le discriminazioni, così come le situazioni inclusive che per fortuna possiamo organizzare, possiamo promuovere, di nuovo dipendono tantissimo dalle relazioni e dal modo in cui si organizzano le relazioni nei contesti. Noi non siamo delle monadi che in qualche modo si scontrano, ma siamo appunto soggetti che attraverso le quotidiane modalità con cui incontriamo e interagiamo con gli altri finiamo per, come dire, abituarci nel bene e nel male e tutti insieme a certi modi di essere. E questo tema, insomma, guardare non le persone ma le relazioni fra le persone è proprio un po' una chiave di lettura che a me pare essenziale ed è tanto legata alla pedagogia, nel senso che la pedagogia è fatta delle relazioni educative. Le relazioni educative tra il bambino e l'insegnante, tra la bambina e l'insegnante, tra il ragazzo e la ragazza, la professoressa e il professore, ma anche le relazioni fra i pari, anche le relazioni
con tutte quelle persone che anche al di fuori di un mandato istituzionale, educativo, professionale, ecco, svolgono un lavoro educativo, una quotidiana attività educativa. Quindi non soltanto l'insegnante della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, di primo e secondo grado, ma anche l'educatore e l'educatrice che operano nei contesti extrascolastici, ma anche tutti noi, quando nei diversi momenti della nostra vita e nelle diverse situazioni delle nostre giornate, ecco, ci troviamo all'interno di relazioni che sono educative, perché producono delle trasformazioni che si spera siano orientate verso una possibilità per ciascuno e ciascuna di noi di esprimere sempre di più e sempre in modo più autentico le proprie potenzialità, i propri desideri, o che ci permettano di salvaguardare e costruire quei pezzettini di autonomia o di coltivare quell'autonomia che potrebbe rimanere, penso soprattutto a momenti della vita in cui magari si lavora sulle autonomie residue, oltre che sulle autonomie potenziali, nella vita di ogni giorno. Quindi, primo punto su cui volevo proprio richiamare l'attenzione, ecco, il tema della relazione e il tema della differenza come qualcosa che emerge dalle relazioni. Una prospettiva che negli ultimi anni diventa tanto interessante anche nell'ambito educativo e che incrocia molti dei temi che stiamo affrontando durante questo percorso di webinar è la prospettiva della cosiddetta intersezionalità. C'è la parola intersezioni dentro, un tema che penso sia emerso già in altre circostanze. È una prospettiva in cui diciamo, ci insegnano molto appunto le colleghe, soprattutto le colleghe in questo caso, che per esempio a partire dal contesto statunitense hanno lavorato partendo da tematiche legate alla giustizia sociale, diciamo, a studi anche legati a tematiche giuridiche, ma anche legate alla prospettiva dei cosiddetti Women Studies. Ecco, si sono presto accorte, purtroppo molte volte sulla loro pelle, sulle loro quotidianità, che non solo è difficile parlare a nome delle donne, ma è difficile parlare a nome delle donne in generale, perché i percorsi, anche i percorsi di stigmatizzazione, anche i percorsi di discriminazione sono percorsi sempre situati, proprio perché appunto nascono nelle relazioni e nei contesti, che sempre situati sono, non si può parlare in astratto di tutto questo. Allora sulla loro pelle queste colleghe ci hanno cominciato ad insegnare che proprio alle relazioni, alle interazioni dobbiamo guardare, anche perché, ecco, cito un po' le parole delle colleghe americane su questo, ma poi piano piano questa prospettiva si è allargata, contaminando in modo interessante tanti altri ambiti. Ecco, per esempio, nel caso delle discriminazioni nei confronti, faccio solo questo cenno a un tema che senz'altro non è mio, ma che mi permette di collegare un po' le tematiche educative a quelle di questo seminario. Quando una persona, per esempio una donna, incontra una situazione di discriminazione, non lo incontra semplicemente in quanto donna, lo incontra in quanto tutte le altre caratteristiche del suo percorso di vita. Ci sono tanti aspetti, ci potrebbe essere l'età, ci potrebbero essere le caratteristiche legate al proprio vissuto culturale, potrebbe essere qualcosa che è legato alle tematiche linguistiche, ai repertori linguistici, ci potrebbe essere, e c'è ancora spesso, sono ancora degli aspetti legati a tematiche sociali, e quindi diciamo a quello che potremmo chiamare il gruppo sociale di cui che questa persona, questa donna per esempio ha attraversato nel suo percorso. Per esempio è molto interessante la riflessione che hanno fatto in contesto americano le donne afroamericane e anche le donne afroamericane che lavorano per esempio sulle donne afroamericane in situazione di handicap, dove una, due, tre diversi elementi biografici si intersecano, ecco l'intersezionalità, a costruire da un lato un percorso personale e dall'altro, purtroppo in molte circostanze, ecco, si intrecciano in percorsi di discriminazione che nascono in questi incroci e che quindi è difficile affrontare guardando solo uno dei pezzetti, perché di tutti questi pezzetti in qualche modo sono figli e figlie. Allora, a partire da questa straordinaria esperienza di ricerca di queste colleghe americane, ecco, questo tipo di attenzione, diciamo, contamina, contagia tanti altri ambiti, per esempio gli ambiti educativi, dove il tema appunto delle intersezioni, così come delle relazioni, è quotidiano.
Ecco, un bimbo, una bimba, un ragazzo, una ragazza, ma anche un adulto, un uomo, una donna in formazione, non portano con sé in aula solamente il suo essere uomo, donna, ecco, migrante, non migrante, parlante una lingua, un'altra lingua o più lingue, essere, diciamo, avere un determinato capitale sociale, culturale, venire da un certo tipo di percorso professionale o venire da una famiglia che ha certi tipi di percorsi, o non portano con sé solamente, ma è importantissimo, i loro corpi, le loro caratteristiche, l'essere più o meno funzionanti in certi contesti. Ecco, portano tutto questo intreccio. E questo intreccio, diciamo, è qualcosa di cui un educatore, un'educatrice, un insegnante deve cercare di venire consapevole, perché non potrà agire solamente su un aspetto, diciamo, parziale, ma dovrà cercare di individuare come questi diversi elementi si intrecciano, soprattutto pensando che non c'è alla base di questa intersezione una, come dire, potremmo dire, un'essenza universale, come potremmo dire, a cui questi elementi si sommano, perché altrimenti corremo il rischio che questo qualcosa universale sia immaginato come sempre in modo non esplicito, che so, per esempio, soprattutto bianco, soprattutto adulto, soprattutto maschio, soprattutto abile, no? Cioè lasciando non dette alcune caratteristiche che però sono alcune di quelle che caratterizzano la nostra vita. Quindi ecco questo intreccio e queste intersezioni. Faccio qualche esempio molto concreto pensando ai contesti educativi. Pensate a un tema come quello dei ragazzi e delle ragazze di seconda generazione. Sono quei ragazzi e quelle ragazze figli della migrazione. Questo è un tema a me particolarmente caro, un tema su cui lavoro da tanti anni. Ecco, un ragazzo e una ragazza figlio della migrazione, figlio di genitori che hanno conosciuto la migrazione, a quale di queste tante relazioni deve il suo essere poi discriminato o incluso nei contesti educativi? Ecco, un ragazzo e una ragazza figlio della migrazione sicuramente porta con sé i percorsi biografici dei genitori, ma porta anche i suoi, di ragazzo e ragazza adolescente che magari interagisce con i pari, che ha un certo tipo di gusti e consumi culturali, porta con sé una serie di repertori linguistici, porta con sé il suo essere uomo-donna, ragazzo-ragazza che sta diventando uomo-donna e che dentro certi repertori culturali e linguistici, ecco, lo diventa partendo da prospettive anche diverse. Porta con sé, come dicevo prima, quelle che sono il capitale culturale e sociale della famiglia, i lavori dei genitori, o gli studi dei genitori, i lavori dei genitori che potrebbero non essere del tutto coerenti, come capita spesso anche a tanti autoctoni. Ecco, come potremmo pensare, per esempio, che un allievo, un'allieva, un ragazzo, una ragazza, un bimbo, una bimba di scuole dell'infanzia o delle scuole secondarie fossero semplicemente una di queste cose? Sono l'intreccio, l'intersezione di tutte queste cose. Allora, quando come insegnanti, come educatori, cerchiamo di porci in questi contesti costruendo delle situazioni che siano inclusive, dovremmo cercare di vedere in che modo, ecco, questo intreccio di differenze incontra i contesti. Quindi qual è la relazione che tra questi percorsi biografici e i contesti educativi si instaura e chiederci se quella relazione, diciamo un po' questo confine tra i percorsi biografici e le istituzioni educative, per esempio, è qualcosa che permette a questo incontro di produrre una situazione di inclusione o invece una situazione di discriminazione o molteplici situazioni di discriminazione. Su questo c'è una battuta fulminante di una collega sempre americana, sempre donna americana, dice un percorso, un contesto inclusivo, faccio una parafrasi ma è molto efficace secondo me il concetto della collega, un percorso, un contesto inclusivo è quello in cui ognuno e ognuna può trovare valorizzati i suoi punti di forza. È inclusivo quel contesto, quella situazione in cui ciascuno di noi può brillare, essere bravo, efficiente, efficace, ma nel senso più pieno, ciascuna di queste parole può essere anche declinata in modo riduttivo. Qui proprio l'idea è ciascuno di noi deve poter sentire che un pezzo almeno della sua esperienza, quello in cui si sente forte, in cui si sente in grado di dare un contributo agli altri, quel pezzo lì diventa un'occasione per lui o per lei di essere non solo diciamo, educato o educata, ma di divenire egli stesso e la stessa maestro o maestra per compagni e maestri stessi. Sembra un discorso molto astratto, ma non è tanto astratto. Significa che ogni bimbo, ogni bimba, ogni ragazzo, ogni adulto in un contesto di educazione degli adulti deve poter dimostrare di essere
in grado di aiutare gli altri, non soltanto di imparare, ma di insegnare agli altri. Per questo dicevo, a me una delle cose che più ha insegnato l'esperienza di maestro, di maestra, è stato questo, che ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni adulto ha tantissime cose di cui io posso essere suo allievo. E questo non deve venire meno, in questo non viene meno il mio ruolo istituzionale, il mio mandato di insegnante, che deve rimanere centrale, ma devo capire che proprio per insegnare io devo poter anche imparare da lui o da lei, fin da realtà più piccola, perché ciascuno deve sentirsi valorizzato in ciò che porta di più, che percepisce come di più intimamente suo e sua. Altrimenti qual è il rischio? Il rischio è che i nostri contesti valorizzino soltanto certi pezzi dei percorsi biografici e in questa appunto relazione fra i percorsi e i contesti, quella differenza da cui siamo partiti diventi qualcosa che viene appunto discriminato e non valorizzato. Potremmo fare tanti esempi, pensate alla lingua. Ecco, ciascuno di noi arriva in un contesto educativo parlando alcune lingue in modi diversi. Certo io non sono un esperto di questo tema, però è interessante per esempio chiedersi in un contesto scolastico, in un contesto educativo, quante e quali lingue diventano occasione per un apprendente di, come dire, potersi esprimere, di risultare agli occhi dei compagni e degli insegnanti bravo. Oppure pensate ai linguaggi. Ecco, bambini e bambine arrivano alle scuole con un sacco di cose da dire, con un sacco di cose che sanno fare, ma trovano occasioni perché queste cose che sanno dire e sanno fare diventino effettivamente patrimonio della classe? Questa è un po' una grande sfida, no? In che modo la differenza che ciascuno porta con sé possa incontrare i contesti facendo in modo che quei contesti la valorizzino, ma la valorizzino in modo concreto. Altrimenti è chiaro ci sarà sempre il rischio che i contesti scolastici e i contesti educativi, come dire, abituati a valorizzare soprattutto certe tipologie di saperi e di competenze, finiscano per, come dire, valorizzare soprattutto chi di quelle conoscenze e quelle competenze è portatore in modo più evidente, tralasciando tutto quel repertorio di saperi e competenze che caratterizza invece i percorsi di ciascuno di noi e che potrebbe diventare occasione per esprimere se stessi, diventare maestri ed educatori degli altri e quindi avere anche più fiducia e più stima nei propri percorsi personali. Sono temi, diciamo, per me affascinanti, incredibilmente difficili, soprattutto nelle prassi, nelle quotidianità. Parlarne in fondo, tutto sommato, è qualcosa che si può fare. Agirli è qualcosa di veramente difficile. Le maestre, i maestri, i prof, le professoresse che lavorano su questo, le educatrici, sperimentano quotidianamente la difficoltà di rendere l'incontro fra istituzione ed apprendenti appunto inclusivo e non discriminante. Però diciamo, questi due elementi, da un lato vedere le persone come reti di relazioni e quindi anche i percorsi inclusivi e discriminanti come relazioni, e vedere dall'altra parte tutto ciò che questi percorsi possono portare come punti di forza per poter, diciamo, ampliare il tipo di lavoro educativo che facciamo a cogliere tutti questi punti di forza, beh, queste due mi sembrano due piste interessanti, difficili, sicuramente difficili, ma sicuramente interessanti, o almeno sono quelle in cui da tanto tempo cerco così di mettermi un po' in gioco. Questo era un po' lo spunto che volevo condividere con voi, però sicuramente dovranno esserci da parte vostra idee, spunti, proteste, dubbi che mi permetteranno di precisare un po' meglio anche tutti i dubbi che ho su queste cose. Grazie Davide. E devo dire anche, ci fa venire in mente, diciamo, una riflessione su noi stessi, cioè a me è venuta subito in mente, a parte che mi sono guardata la mano quando hai citato l'esempio, ma effettivamente da quello che dicevi, io stessa capisco che la mia valorizzazione degli studenti che vedo ogni giorno è un po' standardizzata, come evidenziavi tu, cioè noi docenti anche universitari siamo abituati a dare forse più rilevanza, più evidenza a determinate capacità che noi riteniamo corrispondere ai nostri desiderata in uno stereotipo anche qui, no, di modello di studente di riferimento immaginario. E forse c'è un deficit, quantomeno mio, nella valorizzazione di probabilmente altre potenzialità e capacità. Quindi temo di corrispondere in negativo all'esempio che tu facevi, proprio perché c'è un appiattimento
nelle richieste, quindi mi hai messo un po' in difficoltà e quindi ti chiederei, prima di dare spazio alle domande, ti chiederei, dietro questa etichetta quindi di un'UD inclusiva, mi metti in crisi, nel senso che non mi sento una docente forse così inclusiva, perché alla fine pretendo dagli studenti solo che conoscano la materia. Che cosa possiamo fare poi concretamente noi, specialmente noi docenti universitari che non sappiamo nulla di pedagogia? Che cosa possiamo fare per poter in qualche modo, anche nella limitatezza delle nostre materie, riuscire forse di più a intercettare le potenzialità degli studenti che possono esprimersi a questo punto, però anche in modo non corrispondente al nostro standard? Te lo chiedo proprio come aiuto per migliorare. Sì, grazie mille. Bisognerebbe sempre avere la possibilità di pensare per un bel po' prima di poter provare a interagire con domande che sono difficili. Io penso che l'università e i contesti universitari siano pieni di, in realtà, penso che siamo in alcuni aspetti più inclusivi di quanto pensiamo. Potrei dire così qualche spunto molto, molto, molto semplice. Da un lato si tratta di avere, di conoscere meglio, se possibile, in modo, come dire, più un po' così raffinato i nostri allievi, le nostre allieve, no? Cercare di avere qualche idea in più su quali che possono essere i percorsi da cui arrivano, ecco, le conoscenze, le competenze pregresse che hanno, ecco, i possibili punti di forza. Quindi da un lato si potrebbe guardare a una, come dire, ulteriore attenzione oltre a quella che c'è già rispetto ai percorsi da cui arrivano i nostri allievi e le nostre allieve, no? In modo tale da poter piano piano, un pezzettino alla volta, ecco, intercettare o immaginare anche quali sono gli elementi che loro potrebbero portare nella situazione di apprendimento. E dall'altra, secondo me, si tratta di riscoprire quello che noi siamo in fondo, cioè degli esperti delle nostre materie. Nella propria materia uno è talmente esperto, la conosce così bene, sperabilmente gli piace o le piace così tanto, che dovrebbe poter trovare dentro la sua materia, no, anche quegli agganci, quelle possibilità per in qualche modo ogni tanto utilizzare altri linguaggi, il che non significa assolutamente che noi abbandoniamo quelli tradizionali, non è questo il punto. No? È un po' come a scuola, non è che noi se ci apriamo ad altri tipi di richieste o consegne abbandoniamo quelli tradizionali, ma diciamo percorriamo anche un altro percorso che ci può portare poi meglio anche a quelli tradizionali. Nel senso che non è che io mi avvicino al linguaggio degli studenti per rimanere poi lì con lo studente o con la studentessa, ma perché quel giro un po' più lungo mi può portare probabilmente in modo più efficace anche per esempio alla padronanza di un lessico. No? Però ci sono tante cose, mi viene in mente così, mentre parlavi mi veniva in mente il tema del debate, per esempio, il primo, il più sciocco, il più superficiale, pensando magari anche un po' ai temi, quello è un tipo di situazione di apprendimento, no? Che mette in campo una serie di linguaggi, di competenze, di abilità, in cui non è escluso, anzi mi pare ci sono tante esperienze, io conosco meglio le scuole, no? In cui ragazzi e ragazze, come dire, si trovano con molti modi per dire, forse anche con qualche, senza dover cedere sulla competenza e la conoscenza, no? Perché se io devo sostenere, per esempio, una posizione, dovrò certo trovare dei linguaggi efficaci, ma non posso cedere sulla conoscenza a partire da cui argomento, no? Quindi ci sono in realtà il tema della classe capovolta in cui noi magari, ma le mie colleghe e i miei colleghi, ecco, che penso interverranno anche in questo percorso nelle prossime puntate, su questo sono degli esperti. Però direi da un lato un'attenzione, se riusciamo, ancora più raffinata ai percorsi da cui vengono gli allievi e le allieve, per conoscere meglio i loro punti di forza, e dall'altro scavare nelle materie per trovare dentro la materia con le nostre competenze quegli elementi anche un po', come dire, così, quegli altri linguaggi di cui le materie sono fatte. Grazie Davide, un bel compito per casa. Vedo Marina Brollo. Marina, hai una domanda? Sì, Prego. grazie Valeria. Innanzitutto volevo ringraziarti perché questo corso sta diventando proprio una sorta di mappa delle azioni inclusive che possiamo fare e di mappa delle preziose risorse e competenze che abbiamo in Ateneo. Quindi è davvero stimolante e allo stesso tempo, come hai detto Valeria, ci mette in crisi. Per cui Davide, ho apprezzato moltissimo il tuo contributo perché ci fa riflettere su quello che noi facciamo e su come anche andiamo un po' allo sbaraglio, perché alle volte
le cose le facciamo ma senza sapere di farle, nel senso che non abbiamo questa formazione, questo tipo di avvertenze per l'uso, quindi con la sensibilità, con diciamo l'intuizione, magari ci arriviamo, ma senza la consapevolezza scientifica di quello che stiamo facendo. Quindi tu mi hai fatto venire l'idea che il nostro Ateneo dovrebbe proporre dei corsi di formazione volontari, ma per darci la possibilità di riflettere in modo consapevole sulle cose che possiamo fare per essere inclusivi. Poi è ovvio che il contesto di riferimento può complicare le cose, ad esempio penso alla DAD, per me è difficile avere 200 studenti collegati e se chiedo a qualcuno di palesarsi vedo difficoltà e si nascondono dietro lo schermo, quindi uno non ha quel ritorno che ha in aula, ma quando torneremo in aula, secondo me, sarà molto importante poter avere questi nuovi strumenti, anche per poter condividere il vissuto di questa esperienza, perché è un vissuto che noi vediamo in un certo modo, ma che magari i ragazzi potrebbero vederlo in un altro modo. Per cui, ad esempio, io adesso sto dicendo la DAD non mi permette di vederli, ma magari loro mi potrebbero dire che la DAD gli permette di rivedermi, di rivedere le lezioni quando vogliono e se appunto hanno delle difficoltà, non possono seguire le lezioni in un certo orario e quindi la DAD può essere anche inclusiva, mentre io la vedo che esclude, che allontana. Quindi mi hai reso consapevole, Davide, della mancanza di strumenti per capire meglio che cosa stiamo facendo e che cosa potremmo fare con poco sforzo, perché è ovvio che ognuno ha le competenze del suo settore, la passione, però se ha le istruzioni per l'uso può rendere ancora più accattivante quello che già sa. Quindi ti ringrazio di questo contributo. Grazie a voi per la possibilità di incrociare. Sì. Penso ci siano tante, come dicevate voi, penso che ci siano tante, in realtà tante situazioni e tante conoscenze e competenze anche su questi aspetti in Ateneo, così magari a volte più organizzate, a volte meno, no? Ma sicuramente questo è un tipo di percorso interessante. Io conosco più i colleghi, le colleghe con cui lavoro più quotidianamente, ecco appunto, però senz'altro è un aspetto interessante questo, sì. E anche in qualche modo sì, stimolante. Sulla DAD, la DAD è, come avete detto, probabilmente può essere vista da tanti punti di vista, ecco, scusate un po' la parola, no? Può essere una situazione per alcuni aspetti. Una cosa che penso sempre così, in modo molto semplice, è quando mai torneremo alla cosiddetta normalità, se quando speriamo di tornarci il prima possibile, chissà se ci ricorderemo tutte le riflessioni che abbiamo fatto in questo periodo. No? O se diciamo ritornare alla, anche per alcuni aspetti, sospirata e tanto auspicata normalità ci farà un po' dimenticare sia così le riflessioni che abbiamo fatto anche su aspetti innovativi, su possibili miglioramenti, su criticità, no? Chissà, magari adesso a me capita a volte di avere nostalgia dell'aula in presenza e mi dico, ma guarda te, quando ero in presenza non mi rendevo conto di alcuni aspetti di cui adesso che non ho l'aula in presenza. È come un po' quando ci manca una cosa a cui teniamo tanto, no? Finché ce l'hai lì, non ti accorgi di quanto è importante. Quando poi non ce l'hai più, accogli, no? Allora sarà interessante capire se quando torniamo ognuno di noi riuscirà a fare tesoro anche di questo tempo che ci ha messo in difficoltà, senz'altro. Grazie mille, grazie molto per questi spunti. Altre domande? Osservazioni? Non vedo altre domande o osservazioni. Devo dire che mi piacerebbe proprio cogliere, Marina, questo anche spunto che ci hai dato. Nella prossima edizione del ciclo di talk potremo proprio immaginare, no, un percorso un po' più organizzato su queste tematiche, perché quello che emerge, Davide, è che tu sei un esperto di questa materia e ti confronti con altri colleghi e colleghe che comunque
hanno dimestichezza con queste materie, quindi con queste riflessioni, proprio perché è il vostro, e noi no. Quindi devo dire che effettivamente stiamo cercando di anche noi carpire tutta una serie di informazioni dalle occasioni che ci vengono anche proposte dall'Ateneo, i corsi sull'innovazione didattica, però l'idea di appunto continuare ad approfondire questo filone e anche il fatto di riuscire a capire come approcciarsi a certe situazioni che coinvolgono i nostri studenti, a come riuscire a veicolare meglio i nostri messaggi specialistici, sono cose molto molto importanti su cui forse non tutti facciamo abbastanza riflessione, io per prima. Quindi grazie infinite per gli spunti che ci hai dato, che sono un punto di partenza, secondo me, di un ulteriore approfondimento che potremo costruire. Anzi, ti chiederò di più se ti vengono in mente delle azioni che come CUG possiamo portare avanti, non esitare a farcele presenti, perché molte volte io credo questo, alcune cose non si fanno perché non è venuto in mente a qualcuno di farle, ma se a qualcuno viene in mente le cose si possono fare. E allora ci lasciamo con un messaggio per il futuro e un passaggio di testimone, perché il prossimo venerdì a questo talk parteciperà la collega Cinzia Battistella di ingegneria associata di ingegneria economico-gestionale e ci parlerà di modelli ed esperienze di innovazione sociale nelle imprese e il ruolo della diversità nelle imprese. Quindi un bel passaggio di testimone in vari contesti, quindi continuiamo il nostro percorso su questi ragionamenti che riguardano l'inclusione delle diversità. E poi la grande domanda è ovviamente sempre diverso da chi, ma quello è il punto di partenza. Ringrazio ancora il professor Davide Zoletto, ringrazio Marina Grazie a voi, Bertoldi, grazie molte a voi. Che ci hanno seguito e andiamo online su Play Uniwood tra poco, quindi chi ci ha perso oggi ci potrà rivedere. Un caro saluto a tutte e a tutti, arrivederci. Arrivederci.